ragazzi, oggi la nostra lezione sarà incentrata tutta sugli addominali bassi. Allora, prendiamo il nostro solito tappetino, scendiamo giù con la schiena e per evitare di farci male appunto la schiena, mettiamo il palmo della mano sotto i glutei. Le gambe le terremo tese per portarle su fino a questa altezza e scendere fino a non toccare il suolo. Siete pronti? Insieme. 1, espiro, 2, 3, 4, 5, 6, gambe tese, 7 e punte tese, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e resto 5 secondi, 2, 1, giù. Ovviamente, come per tutti gli esercizi che finora abbiamo fatto nelle altre lezioni, ne farete sempre 3 serie da 20. Passiamo subito all'altro esercizio per gli addominali bassi. Allora, sempre le mani sotto i glutei, così non rischiamo appunto di farci male la parte bassa della schiena. E in questo modo ci appoggiamo con i gomiti, faremo delle sforbiciate. Portiamo i piedi uniti qui a questa altezza ed iniziamo a sforbiciare per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 e andiamo giù. Respiriamo i nostri 5 secondi per recuperare ed anche in questo caso ci saranno le nostre 3 serie. Ultimo esercizio che vi vado a spiegare, sempre per la parte bassa dell'addome, quindi per questa fascia, appunto è questa, la chiusura al libro. Allora, con i polpastrelli andiamo a questa altezza con la schiena ed iniziamo a fare dei piegamenti. Quindi 1, 2, spiro e espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e giù. Torno, recupero i miei 5 secondi ed anche per oggi è fatta. Alla prossima!